Eccoci, ciao Massimo, ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, Soundtrack City, questa è la seconda giornata dedicata al Festival Cruesa de Mà, che è a Carloforte, Sud Sardegna. Però in questo momento Massimo Privitera non è a Carloforte, ma di un po' dove sei, Massimo? Sembrerebbe Carloforte, sono in un posto di mare, sono a Massa, a Marina di Massa per esattezza. Infatti vedete passare gente dietro di me, sono in un tavolino a un bar. La giornata per fortuna mi ha graziato perché era prevista diluvio universale, ma in realtà sto facendo il moderatore e il docente, non so se si vede, al Ecco. Mercurio d'Argento, di cui poi parleremo in uno speciale apposito la prossima settimana, o quella che verrà, e di cui parlerò in questo workshop che curerò su Ennio Morricone, poco noto, che diciamo anche ieri, accennavamo ieri. Quindi spero che si senta l'audio, che mi senta io, perché c'è un delirio intorno a me. No, allora sembra, hai presente le tappe, quello del Giro d'Italia, c'è l'inviato, capito? Sembra quello. L'idea è quella. Abituato alla comodità di casa mia, questa veramente sembra assurdo. Però va bene. C'ho gente che mi passa, vecchi, nanni. Vedo che tutti quanti con la mascherina e Sì, questa sì. cosa è bene. Sono L'unico che non ligi ce al l'hai. dovere. Senti caro, allora Mi dica. fai un breve resoconto insomma della prima giornata di ieri del Cruesa de Mà, chi c'era, chi è venuto, e poi parliamo invece, nell'attesa dell'ospite di oggi, parliamo un po' invece della giornata di oggi a Carloforte. Allora, ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare il patron, l'ideatore del Cruesa de Mà, questa 14ª edizione a Carloforte, dove si parla ligure ma non si parla sardo. Esatto. Posto meraviglioso, come diciamo per l'appunto ieri. Abbiamo avuto Gianfranco Capiddu che ci ha raccontato un po' il perché è nato Cruesa de Mà, perché si chiama così, quindi andatevelo a rivedere se non l'avete visto. No, scherzi a parte, è stato un piacere parlare con lui perché ci ha raccontato la vitalità di questo festival che è dedicato alla musica per il cinema, quindi ci sono workshop, masterclass, incontri con autori, registi, compositori, montatori, ci sono gli allievi del CSC, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che fanno dei campus per parlare con i protagonisti del cinema, coloro che ci lavorano a stretto contatto, che ci lavorano dal dentro, e poi ci sono le proiezioni di film che magari sono sfuggite al cinema, vabbè, ora dopo il lockdown, la questione Covid, praticamente tutti, quindi si possono vedere anche delle chicche preziose, cinematiche per l'appunto, e poi vari ospiti, concerti dal vivo. Ieri abbiamo avuto anche Pasquale Catalano con il regista Vincenzo Marra per il film La Volta Buona, che vi consigliamo di andare a vedere se potete averlo nelle vostre sale vicino casa, e anche se sono distanti da casa andatevelo a vedere, non perdetelo perché è un film molto molto interessante, con una colonna sonora altrettanto interessante di un autore che noi adoriamo, amiamo, che quest'anno ha vinto il Nastro d'Argento per la colonna sonora della Dea Fortuna. E poi abbiamo chiacchierato io e te amabilmente come sempre, in attesa di avere l'ok del live degli ospiti nuovi, che quest'oggi dovrebbero essere Marco Biscarini, compositore interessantissimo che in accoppiata con Daniele Furlati ha lavorato per tutti i film di Giorgio Diritti, il regista che ora è tornato al cinema con il film dedicato alla figura di Ligabue, del pittore, interpretato da Elio Germano, Volevo nascondermi, ma non solo, è presente al Cruesa de Mà con un altro film, L'Agnello, che però non abbiamo visto e che però avremo il piacere di parlarne anche con l'autore tecnico del suono del film, che è Leprotti, che verrà insieme a Marco Biscarini, e poi per il resto chi lo sa se avremo delle sorprese. Peraltro l'Agnello, poi vedremo il trailer appena arriverà Biscarini, è un film interamente girato in Sardegna, quindi infatti vedevo che adesso in qualche modo fa il tour della Sardegna in questo momento. Sì, cade a fagiolo. Senti, io prima di iniziare, perché tra un po' appunto inizieremo, vi farei vedere il trailer di ieri, dell'ospite di ieri, che era La Volta Buona, questo film con Massimo Ghini, Max Tortora, appunto, di cui parlavi prima, regia di Vincenzo Marra,
e con le musiche appunto di Pasquale Catalano. Allora, rivediamo questo trailer e poi andiamo alla giornata di oggi. Ok. Sono più di 600 minuti che non prende un gol, stiamo in zona record. È un affare, credimi. Questo lavoro non fa più per te, Bartolomeo. Basta, lascia perdere. Piano. Se non paghi il debito aumenta. Non c'è giocare, Bartolomeo. Non c'è giocare. Niente. Ma l'hai visti bene i video che ti ho mandato? Quello è un fenomeno. Sui video può essere tutto e può essere niente. Che mi ha fatto venire a fare? Fidati, è l'occasione della vita. Ma tu me devi far vedere sul campo di calcio, non che me lo presenti qui al semaforo. Te mi farai una statua d'oro, te lo dico io. Una statua d'oro mi farai, vedrai. E andiamo! Grande Pablito! Ma hanno detto che è un problema fisico. Bene, io sono veramente rovinato. Tu sei nato rovinato. Grazie. Ma se posso sapere che cazzo stai a fare qua? Se noi troviamo una bella squadra, io ti assicuro che allora lo ritrovi tuo padre. Ciao papà. Tesoro. Andiamo, dai. La cura che vogliono fare è un po' diversa da quella che pensiamo, no? Diciamo che è un po' più rustica. Che senso più rustica? Questa è l'occasione che aspetti da una vita, Bartolomeo. Non la buttare al cesso. Bene, e questo era appunto La Volta Buona, un film che Speriamo di avervi incuriosito. ma speriamo soprattutto di poterlo vedere, insomma, per quanto mi riguarda, perché credo sia veramente interessante appunto sia il tema, sia mi interessa moltissimo sentire la colonna sonora di Pasquale Catalano, ma anche di vedere proprio il film. Senti, allora io ho visto per un attimo gli ospiti che poi sono scomparsi, perché stanno probabilmente cercando il posto giusto anche lì per la linea. Perché ieri abbiamo avuto un po' di problemi di linea, il bello della diretta, lo diciamo sempre, ieri abbiamo avuto un po' di problematiche, speriamo che non le abbia anch'io tra poco, con tutto questo via vai. Tu sembra che vai tutto, è tutto ok. Senti, allora, mentre aspettiamo e speriamo di averli presto. Dicono che ci sono, ma vediamo se è vero. Però non li vedo. Li vedi? No. Non li vedo io intanto di Marco Biscarini e Leprotti. Allora io intanto partirei proprio con il trailer dell'Agnello, che è appunto il film, uno dei due film di Marco Biscarini come compositore, e così ci possiamo parlare poi subito dopo. Ok. Da quanto è che non ti appare la Madonna? La Madonna. Perché? Perché sei un pastore. E quindi? A tutti i pastori appare la Madonna. Ma con Zio Gaetano cosa è successo? Tu devi farti gli affari tuoi, capito? Devi smettere di ascoltare i discorsi degli altri. I discorsi degli altri sono discorsi anche miei, eh? No, non sono discorsi tuoi. Dove sei? Sei venuta sola? Sì. A piedi? E da dove? Falla una domanda ogni tanto. Rieccoci qui. Allora, io adesso li vedo sembra una rock band new wave, però adesso li faccio vedere, eccoli qui. Eccoli. Ciao.
Grazie. Esatto. Siete fantastici, siete fantastici. Abbastanza inquietanti, però va bene. Va bene. Senti, fate i meno congiunti. Da destra Piredda, Luca Leprozzi il sound design e Marco Biscarini il compositore. Okay. Ciao a tutti, benvenuti. Diciamo tutto il film, manca lo sceneggiatore. No, manca l'attrice protagonista. Allora, direi che mancano anche le pecore, vorrei dire. Esatto. Fondamentale. Allora, per cominciare dico una cosa: come potete vedere, i lavoratori dello spettacolo sono assolutamente attenti a mantenere il distanziamento sociale, le mascherine e quant'altro, quindi voglio dire, poi non dite che non ce la mettiamo tutta. Sentite, allora io inizierei appunto con Biscarini, che abbiamo visto che è con 2 film qui in sostanza a Carloforte. Per adesso abbiamo visto il trailer dell'Agnello, interamente, se non sbaglio, ambientato in Sardegna, per cui proprio è perfetta la cosa. La domanda che facevo, ecco, appunto, dici qualche cosa appunto di questa colonna sonora, come è stata realizzata? Innanzitutto la connessione con Nascondermi c'è perché il film inizia la lavorazione esattamente alla fine di Volevo nascondermi, quindi portandosi dietro delle cose sperimentate in Volevo nascondermi e tutto sommato, per quel che riguarda, quasi portandole più a compimento, a maturazione proprio nell'opera di Piredda. Ne ha tratto sicuramente un giovamento sia in Volevo nascondermi che nell'Agnello, ed è il motivo per cui siamo qui tutti. Ho tentato l'esperienza di un grande progetto audio totale che va dalla musica, il sound design e l'ambiente sonoro, tutto lavorato da me o dal mio studio, a parte le musiche nello specifico da me, e quindi lavorando proprio di pannello sonoro, direi. L'Agnello lo rappresenta molto bene. Piredda, che si vede per metà, non voleva una colonna sonora convenzionale, voleva un suono di questa storia, ed era l'occasione perfetta per lavorare in questa direzione. Quindi la musica si integra molto nel sound design, che si integra molto nell'ambiente. C'è molto ventoso, infatti è stata usata la fisarmonica come strumento principale, proprio strumenti ventosi che dessero aria, più strumenti simbolici, tipo il suono della Sardegna o del mare, questo suono ancestrale un po' Peter Weir, Ultima Onda, Picnic al Danging Rock, che avvolge un po' tutte le sequenze sonore del film. E poi c'è una natura prorompente che è stata molto amplificata, il vento, le piogge, i versi degli animali, insomma c'è stato un lavoro proprio di amplificazione col sound design proprio integrato elettronicamente nelle piogge, nei venti, cose che secondo me hanno dato un risultato molto moderno e dinamico film, che è una bellissima storia familiare, però la musica non è usata in senso drammatico, drammaturgico, ma più in senso simbolico. I pezzi che ci sono sempre 3 fisarmoniche come i protagonisti, che sono Nora, la ragazza, suo padre, il malato, e il fratello, che si devono ritrovare e ricongiungere. Poi magari lascio Mario. Sì, mi interessa fare una domanda appunto al sound design, però io prima a questo punto parlerei con il regista e ci farei dire appunto direttamente da lui un qualche cosa di più sulla storia, appunto. Per me l'Agnello, la prima volta che mi hanno chiesto che genere è, ho detto subito che è un dramma punk agro-pastorale. Io volevo raccontare una storia d'amore tra un padre e una figlia, un amore viscerale, raccontando una famiglia in un territorio ben preciso. La Sardegna ospita il 60% di tutte le basi militari italiane, di tutto il demanio militare italiano. E quindi ho cercato di ricreare appunto un territorio
rivisto, reinventato da me, come questo, ambientando la storia appunto in quei luoghi limitrofi a un'eventuale base militare, dove la convivenza tra civile e militare è ordinaria quotidianità, con tutto quello che ne viene dopo. E appunto è qui che ho scelto di ambientare il mio racconto. Dove è stato girato esattamente? In che zona della Sardegna è stato girato? Io non volevo raccontare, come dicevo prima, un luogo ben preciso, un territorio ben preciso, ricrearlo. Per cui, tra l'altro, ho cercato anche di allontanarmi da quelli che sono i luoghi reali, dove ci sono le basi militari in Sardegna. Per cui mi sono allontanato da Quirra, mi sono allontanato da Teulada e ho trovato questo posto nel Supramonte di Urzulei, in Ogliastra. Un amico mi aveva fatto vedere quei luoghi che mi avevano colpito tantissimo, e quindi tra l'altro avevano anche del livello morfologico, avevano delle caratteristiche simili ai luoghi originali dove... Purtroppo si sente, scusa se ti interrompo, si sente un po' male, quindi forse chi parla forse si dovrebbe avvicinare, anche perché c'è anche la mascherina purtroppo. Se puoi ridire solo quest'ultima parte che si è persa. Dicevo che qual è l'ultima parte? Che non volevo raccontare un territorio ben preciso, ma il territorio è stato appunto reinventato secondo il mio immaginario, secondo come io vedo la Sardegna. Abbiamo scelto come posti il Monte di Urzulei in Ogliastra, dove a livello morfologico il territorio somigliava tantissimo ai territori di Quirra, dove la regione dove c'è il più grande poligono militare d'Europa. Sì, peraltro questa vicenda, questo approccio che hai, no? Io leggevo probabilmente sul vostro press kit dove si parlava di natura contaminata. Normalmente la Sardegna invece viene scritta sempre come incontaminata. In realtà ci sono ampie zone, mi stai dicendo, dove invece non è esattamente così, e sono le zone militari, mi sembra di capire. Esatto, non lo dico io, ma se ne parla da anni, da più di 20 anni, in inchieste giornalistiche, in vari documentari, servizi televisivi e in molti quotidiani. In questi territori l'incidenza tumorale è altissima, dovuta quasi principalmente all'impiego agli scarti dei residui bellici nel sottosuolo. Questo crea notevoli problemi sanitari e di conseguenza sociali. Scusami, ti volevo fare una domanda. Tu fai parte, come io diciamo l'edizione precedente ho visto le opere sia corti che film di Bonifacio Angius, che è un tuo con regionale, e considero la new wave cinematografica sarda una grandissima scoperta, perché avete tanto da dire, lo dite in maniera molto molto innovativa, particolare. Il vostro cinema non è un cinema territoriale, ma è un cinema mondiale, perché considero che avete anche un modo di approcciarvi registicamente, anche con l'uso del suono, delle musiche, che è molto atipico oggi nel cinema italiano tout court. Come ti ritrovi in questa... ci riscontri, scusami che qua c'è un delirio di audio dietro di me, che c'è un francese che sta raccontando tutta la sua vita accanto a me, e come ti ritrovi in questa definizione che ti ho dato in questo momento? Perché effettivamente avete tanto da dire e non lo trovo un cinema che rimane collocato solo nel suo territorio. Ma io personalmente, provare a fare il regista, sono un consumatore di cinema. Per cui tantissimi film sardi, anche degli ultimi anni, mi piacciono i registi, ci conosciamo, eccetera. Capire dall'interno se questa è una nuova onda oppure è difficile adesso. Non lo so.
Può essere, però non sinceramente poi tutti i registi che conosco fondamentalmente poi fanno film molto diversi, perché è vero. Salvatore Mereu fa film completamente diversi da Paolo Zucca, da Angius, eccetera, Gianfranco Caputo uguale, per cui c'è non so se è una corrente che perlomeno dal punto di vista visivo, non lo so, se i film possono essere considerati della stessa corrente, forse no, però sinceramente è difficile dall'interno riuscire a capirlo. È comunque un bellissimo complimento. Figurati. Come ti sei trovato con Marco e perché hai scelto Marco Biscarini, che proprio diciamo che di sardo ha ben poco? Esatto, ma io vivo a Bologna da 21 anni ormai, e in Sardegna ci sono tornato poi negli ultimi anni, perché quando inizio a scrivere, non so perché, ma il mio immaginario mi porta sempre a casa, mi riporta a casa. Per cui con Marco credo che sia stato un incontro anche dovuto a questioni comunali, nel senso che viviamo nella stessa città. E poi vabbè, avevo visto, avevo sentito e ascoltato i suoi lavori precedenti, per cui quando è capitata l'occasione, insieme alla produzione abbiamo fatto questa scelta, e devo dire non me l'aspettavo, però da subito c'è stato molto feeling e ero molto spaventato, sono sempre molto spaventato quando inizio un nuovo percorso e quando mi trovo a lavorare con persone nuove. È stato la prima sera che sono tornato a casa, che mi ho mandato proprio le prime cose, ero terrorizzato, non riuscivo a aprire il file, dicevo ecco, adesso sicuramente non mi piace, dovrò fare, io sono molto pigro, dovrò fare il triplo del lavoro per spiegare cosa voglio. E invece, non lo so, fa così con la mano, però niente, no, subito ho detto stiamo sulla strada giusta. Bene, ma senti, una cosa solita, che poi lascio la parola a Marco, diciamo che è un problema solito, almeno nella maggior parte dei casi, è che proprio colui che si occupa del suono non comunica tanto con colui che si occupa della musica originale. In questo caso credo che ci sia invece stato un connubio straordinario tra Leprotti e Biscarini, perché a quanto diceva anche Marco poco fa, c'è un mashup perfetto tra i suoni d'ambiente e la colonna sonora originale. Com'è stato per te lavorare con Biscarini, Leprotti? Beh, intanto partiamo dal fatto che io sono figlio di Biscarini, nel senso che è stato il mio maestro, mi sono laureato con lui, e quindi praticamente lavorare col proprio mentore, diciamo che per me è una cosa anche abbastanza semplice da un punto di vista, perché ci conosciamo veramente bene. E il fatto di conoscersi bene secondo me è stato un grande vantaggio, soprattutto perché abbiamo la possibilità di lavorare spalla a spalla, gomito a gomito, e quindi ci rimbalziamo le idee. Lui dà spesso e volentieri a me dei suggerimenti o delle sensazioni per quello che potrebbe essere il disegno sonoro. Io ogni tanto mi permetto di dare qualche suggerimento dal punto di vista musicale, quindi il fatto di rimbalzarsi continuamente avanti e indietro tra me e lui, idee, sensazioni, poi ovviamente con anche Mario a fare da catalizzatore, no? E secondo me ha portato appunto a enfatizzare in maniera estrema sia il potenziale della colonna sonora che il potenziale appunto del disegno sonoro. Tant'è che abbiamo fatto un lavoro insieme di ibridazione tra appunto la musica e il sonoro, e spesso e volentieri abbiamo integrato degli elementi musicali come il mantice della fisarmonica o altre idee musicali all'interno degli ambienti, mescolandolo con i venti, con l'acqua, e al contrario elementi sonori come le arie e altri elementi ambientali, tra virgolette, sono stati resintetizzati e suonati, ricampionati, prendendo parte appunto alla parte diciamo più melodica, no, della colonna sonora. E io credo che insomma l'insieme di queste cose abbia aggiunto valore al prodotto finale, per cui io posso dire che personalmente
è un metodo di lavoro che mi stimola e mi piace tantissimo. Senti, io ne approfitto del sound designer, perché il ruolo del sound designer è un ruolo di quelli che si sta affermando in maniera importante. Ecco, in questo caso c'è un musicista, un compositore che lavora col suo sound designer, che secondo me è fondamentale proprio. È un approccio moderno al concetto di colonna sonora. Tu prima mi stavi parlando appunto che c'è stato in qualche modo un connubio tra la presa diretta, i fondi e probabilmente i suoni tuoi della tua library e via discorrendo. Ecco, ci parli un po' più nel tecnico di tutto questo, e cioè io so per esperienza che se hai usato i fondi della presa diretta e via discorrendo, che molto spesso lì nascono tanti problemi. Ecco, allora peraltro in Sardegna, che è la patria del vento, perché cioè, io lo dico, ho discendenze del nord della Sardegna, e se vivi lì o ami il vento o hai un problema. Ecco, la domanda che mi faccio, che ti faccio è: come sei riuscito a mettere insieme tutti questi elementi, e se ha avuto delle difficoltà rispetto magari a altri lavori? Sì, infatti il vento soprattutto è l'elemento che più mi ha messo in difficoltà, nel senso che il lavoro è stato anche cercare di raccontare la storia attraverso il vento, quindi a seconda della situazione in cui ci trovavamo abbiamo cercato di lavorare proprio sul tipo di aria, per cui nello specifico ho integrato quello che comunque c'era nella presa diretta, i fondi registrati dal fonico di presa diretta, alla mia library. Poi sarebbe stato bellissimo anche venire fisicamente in loco a registrare, ma è stata una lavorazione molto breve, per cui abbiamo dovuto fare di necessità virtù e quindi ingegnarci, no? Appunto, non avendo a disposizione il vento vero, tra virgolette, della Sardegna, cercare degli elementi che suonassero bene con quello che era scena su schermo. La difficoltà è la stessa su tutti i progetti, nel senso che nonostante la difficoltà è questa di questa moto che passa, appunto. Scusate, ma ho credo tutto l'autodromo di Massa e tutti gli Harley Davidson man del mondo che stanno passando in questo momento. No, veramente sembra la tappa del Giro d'Italia, guarda, è sì, precisa, sì. Proprio. Ho delle visioni mistiche ogni tanto anche di personaggi che non vi descrivo, che mi stanno passando attorno. Credo che sia la diretta peggiore che ho fatto in vita mia. Va bene, comunque, tanto sto pagando anche la signora del bar che vuole che riprenda il logo, ma non lo sto facendo. Sì, va bene, questo si chiama product placement, infatti. Biscarini. Mi dica Biscarini. Completare un po' l'estetica di tutto il lavoro. La richiesta di Piretta non era assolutamente una musica tematica. La musica tematica veniva relegata alle canzoni sincronizzate che ci sono nel film, e per cui si è lavorato proprio sullo spazio sonoro, un tema a me molto chiaro, cioè il suono e la musica che conquistano tutto l'ambiente surround. Proprio per questo mi è necessario a fianco un sound design che mi riesca a esprimere e realizzare questa ricerca tridimensionale del suono, proprio per creare un soundscape dove tu molto spesso puoi avere i dubbi se quella pioggia è risintetizzata, è una pioggia reale o è un ibrido fra due elementi, uno sintetico e uno concreto naturale. A me piace lavorare molto in questa ambiguità, e nell'ottica di conquistare lo spazio profondità e spazio sonoro. Io credo da questo punto di vista che era un po' anche quello che cercava ma non raccontasse tanto la drammaturgia. Poi le mie scelte, 3 fisarmoniche rappresentano i 3 personaggi, hanno dei simbolici, però hanno dei simbolici ma non hanno un drammaturgico musicale legato a vicenda, alla terribile storia della malattia, alla terribile storia di una famiglia che prova a ritrovarsi. È più un simbolico proprio di natura
mia personale. Però in questa elaborazione che io ormai definisco alla francese triplete, dove il regista al centro poteva benissimo interagire col sound design e poi voltarsi e interagire con me e io con Luca, secondo me abbiamo trovato una formula di lavoro che per me rappresenta un lavoro molto compiuto per il cinema italiano. No, infatti come dicevo mi piacerebbe approfondire e proporre anche in futuro, insomma. Sì, è un approccio, dicevo, molto moderno e io mi auguro che come strada si percorra nel cinema italiano, perché non accade spesso, onestamente non mi sembra che accade spesso. Io vorrei a questo punto passare all'altro film di Biscarini in questione, a meno che Massimo non hai delle altre domande da fare a Piredda Vi saluto, vi ringrazio. Grazie. Allora, e in bocca al lupo per il film. Sì, quello fondamentale, che si veda nelle sale, soprattutto nelle sale. Allora io prima che tu mandi il trailer di Volevo nascondermi, Marco lo sa, ci conosciamo da tanti anni, soprattutto ci messaggiamo da tanti anni, perché contatti vis-à-vis non sono messaggi intimi, ma anzi messaggi professionali o di ammirazione reciproca. Però Marco sa quanto io ho amato, e per questo non l'ho recensita, l'ho fatta recensire a uno dei miei redattori, perché ero troppo dentro emotivamente alla colonna sonora di Marco e anche di Daniele Furlati, che purtroppo non è venuto perché non sta bene, mi dicevano, dall'organizzazione. Per Volevo nascondermi, che considero una delle più belle, più intense e soprattutto più ragionate, col cuore dentro veramente, colonne sonore italiane degli ultimi, credo, 5-6 anni, senza che si offenda nessun altro, tanto l'ho detto in diretta, quindi si possono offendere tutti quanti, ma sanno anche chi apprezzo e chi ammiro, però devo essere sincero, c'è un lavoro dietro compositivo forte, veramente forte, intenso, ed è giusto che si conoscano e vengono fuori autori come Marco Biscarini, come Daniele Furlati, perché hanno veramente da dire musicalmente. E oggi nel cinema italiano ci sono pochissimi casi in cui si può ascoltare una colonna sonora del genere. Ora che ho fatto la mia sviolinata, la mia in mezzo al delirio totale, prendo su volentieri, come si dice a Bologna, accetto la tua sviolinata. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Marco quel che è di Marco. Allora, sentiamo almeno quel poco che si può sentire dal trailer di Volevo nascondermi. Si dice che non avete un lavoro, non avete una moglie, che non avete un lavoro, non avete una moglie. Alla crescita dell'Italia fascista. Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per il migliore attore. A Roma non si parla altro che di voi. Il nuovo film di Giorgio Diritti. Ligabue non può non scuoterci, non convincerci. Elio Germano e Antonio Ligabue. Volevo nascondermi. Al cinema. Allora io vorrei fare una domanda subito per evitare problematiche. Le musiche che si sentono nel trailer sono della colonna sonora originale? Cioè, esattamente, no? Perché a volte sai che nei trailer magari mettono metà e metà, invece in questo caso... No, nel particolare è proprio l'area finale, che diciamo che è l'unico momento di grande apertura musicale del film, che è un mio tributo all'invisibilità dell'arte, di come si manifesta. Direi che Ligabue è un esempio. L'arte si rivela a persone e nelle maniere più strane, no? E ci tenevo proprio anche di fare un piccolo tributo all'arte e al
visto che l'arte chiede un artista nella vita per poterla perseguire. E quindi è una cosa, diciamo, anche abbastanza intima, e l'ho voluto rappresentare attraverso un'aria, che è quella che senti raffigurata, che contiene però poi uno degli elementi importanti, che è il violino, perché non so se tutti lo sanno, ma Ligabue suonava il violino. Non si vede nel film questa cosa, è una cosa che, se andate al museo di Gualtieri c'è anche il suo violino. E quindi il violino è un punto di partenza di questa vicenda musicale che, al contrario di Piredda, dove vige la natura, qui vige la mente dell'artista. Tutto deve nascere da dentro la mente dell'artista, e quindi è stato tutto un lavoro intradiagetico, negli stati umorali, negli stati di follia, negli stati di depressione dell'artista. La musica parte sempre da zero, nasce dal nulla, sempre integrata nel suono, nel sound design o nell'elettronica, e deve rappresentare sempre il mentale del personaggio. Il film è sicuramente Elio Germano, è sicuramente Ligabue, non c'è altro, e quindi il contorno, il paesaggio, l'ambientazione sono veramente un corollario. Invece la sua testa veniva considerato pazzo, ma non c'è nessun documento ufficiale che parla di pazzia. Parlava di alcune ossessioni, per esempio le tossi, lui non sopportava i rumori, aveva questa sindrome come quella del gesto sulla lavagna, legato ai colpi di tosse. I colpi di tosse è stato uno degli elementi musicali che potrete vedere nel film, perché vengono amplificati nel surround, ingigantiti, diventano un elemento sonoro musicale. E quindi si è lavorato proprio in questa direzione, le sue ossessioni, le sue pazzie, e poi il violino, che è lui, che è un po' il tema portante di tutto il film. Un'operazione difficile, quindi lavorando anche con la colonna sonora è anche molto varia. Ci sono dei fil rouge conduttori, non ti dico tematici, ma intervallari. Quindi non so quanto percepibili o seguibili, però che ci sono, perché lui è un personaggio estremamente vario, volubile, mutevole, interessante, no? E quindi è stata anche una produzione difficile, perché poteva richiedere l'uso dell'elettronica di un certo organico, cioè molto varia nella produzione. La sua realizzazione infatti è durata 13 mesi, quindi è stato un lavoro molto lungo, e il risultato mi soddisfa molto veramente, però riconosco la difficoltà dell'operazione. Una domanda tecnica sulla colonna sonora. Che organico hai utilizzato? Ho sentito ovviamente il violino, ho sentito ovviamente il violino concertante, per cui ho scritto 5 partite per violino solo, che rappresentano le pazzie, che nel CD di Ala Bianca pubblicato vengono chiamate pazzie una. Ed è una mia ricerca che io faccio da anni su stilemi del barocco riportati nella modernizzazione, in cui cerco di lavorare proprio il barocco, ma rimodernizzandolo. Un'operazione, qualcuno forse direbbe alla Richter, io direi di no, per Richter fa un altro tipo di operazione. Io proprio faccio esercizi di scrittura sul barocco, e per cui ho scritto in 3 o 4 mesi questa partita per violino, diversi movimenti che mi rappresentano le pazzie di Ligabue. Su queste, come primo strato nella conquista dello spazio tridimensionale sonoro, con Luca abbiamo costruito un ambiente totalmente risintetizzato di voci femminili, perché sai che lui aveva un terrore delle donne, un'ossessione verso le donne, cioè le desiderava ma non le sapeva affrontare, poi c'era il trauma della madre, insomma, e quindi la risintetizzazione della voce femminile è un altro elemento portante del film, su cui appoggiano tutti questi miei studi di linguaggio barocco. Quindi un'operazione anche crossover di storicità, ma cercando di ridarla nella modernità. Spero che sia riuscita, non lo so. Alcuni pensavano che fossero pezzi di Vivaldi, pezzi dell'epoca. In realtà no,
sono proprio miei studi, ma li faccio da anni questo tipo di lavoro, mi piace molto. Già che vedo che è scomparso il buon Massimo, allora vorrei chiederti, sempre dal punto di vista tecnico, no? Prima abbiamo parlato del film di Pieredda, adesso il film di Diritti. Per fare questo tipo di scelte musicali c'è bisogno anche di registi che seguano questa particolare linea, immagino, e che la abbraccino in qualche modo, no? Te ne capitano spesso di questi registi? Puoi anche dirlo. No, è difficile perché Giorgio è una persona molto interessata al suono, Diritti, per cui inizialmente è un po' sornione, un po' diffidente, ma pian piano si lascia, entra anche lui nel viaggio che tu gli stai proponendo. Però no, è difficile perché veramente in questo caso non si trattava di far sentire un pezzo se andava bene per quella scena. Sì. In questo caso si trattava di addirittura il pezzo in sé, se non connotato dentro l'ambiente sonoro, il sound design che rappresentava lo stato mentale di Ligabue non rendeva. Sì. Hai capito? Era difficile anche da interpretare il suo valore al di fuori della scena su cui era stato progettato e concepito. Se vedrete il film o l'avete visto, mi sembrano emblematiche le scene di lui nel pollaio che gioca con questo tacchino, il violino accompagna questo gioco legandosi all'onomatopea sia del tacchino sia dei versi di lui, umano, animale e strumentale tutti insieme. Ecco, questo credo che ci sia una complessità. Io definirei è una colonna sonora intradiagetica, nel senso che non è neanche in scena, è dentro proprio la testa di lui. Ecco lì di nuovo l'approccio moderno. Di Massimo. No, scusate che avevo avuto un problema tecnico, ero scomparso all'improvviso. No, mi volevo agganciare con quello che diceva poco fa Marco. Chiedo a Biscarini di ammettersi un po' più al centro perché la sua testa è impallata proprio dal logo Grazie alla sistemazione. No, mi volevo agganciare un po' a quello che diceva poco fa Marco, perché effettivamente il mio elogio alla colonna sonora di Marco è in parte anche scritta da Daniele Furlati, è dovuto al fatto che è una colonna sonora un po' non sui generis, un po' fuori dagli schemi soliti, perché come diceva Marco, ogni pezzo nel film, anche se c'è un trade union tematico che poi alla fine esplode, soprattutto su quel finale molto molto enfatico, molto ricco dal punto di vista vocale e sinfonico, orchestrale, ma ogni pezzo è un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un pezzo da concerto, sono tanti movimenti che poi portano alla fine alla realizzazione totale di tutto quello che è l'aspetto compositivo e sulle immagini, di apporto proprio sulle immagini. E per questo l'ho trovata molto particolare e molto inusuale nell'ambito proprio del cinema attuale italiano, ma non solo italiano, anche del cinema globale, forse perché Diritti ha questa sensibilità che ti ha aiutato anche molto. Sicuramente. E l'altra cosa secondo me interessante, che appunto è difficile contestualizzarlo un po' fuori dal film, è il concetto di morphing. Lui per esempio era ossessionato da Beethoven, ci sono molte scene dove ci sono delle transazioni fra Beethoven e la mia musica, magistralmente anche realizzate da Luca, attaccandosi proprio su dei frequenziali, e questi proprio passaggi da una musica storica alla musica che lui ha in testa o come lui risente Beethoven nella sua testa. Quindi cose anche difficili dal punto di vista percettivo, secondo me molto riuscite, molto interessanti dal punto di vista realizzativo, molto ambizioso.
È ambizioso, infatti hai messo in crisi colui che poi ha scritto la recensione della tua colonna sonora, perché mi diceva: ma sei sicuro che non ci sono pezzi preesistenti? Guarda, è tutta farina del sacco di Marco, ma in realtà c'è questa mistione quasi pasoliniana, cioè percepisco e non percepisco, c'è e non c'è, che era un po' quello che faceva impazzire ai tempi anche Bacalov e Morricone quando lavoravano con Pasolini. Però è straordinario. Infatti facciamo i complimenti anche alle Protti e Candattè, che ha fatto un lavoro egregio, eccezionale. Non per niente tuo allievo. C'è una scena del film dove c'è una cantante lirica che canta Stride la Vampa dentro questo palazzo storico dove sta lavorando Ligabue, tutto preso nei suoi pensieri nel fare le statue, e lì si inizia a sommare una mia miniatura per violoncello con queste Stride la Vampa, rovinando assolutamente la graziosità dell'area storica o dell'atmosfera manieristica che si poteva dare se c'era solo l'area verdiana, no? E diventando invece una texture musicale con dissonanze, urti e cose accettate, volute, cercate, come se lui non la stesse neanche ascoltando questa cantante in scena. Cioè, era talmente preso dal suo lavoro che non ne percepiva minimamente la presenza. No, quello che vedo è dal racconto di Biscarini è proprio, ripeto, questa direzione quasi drammaturgica della colonna sonora, cioè che parallelamente racconta una storia fatta ovviamente con i materiali sonori e musicali. E ripeto, faccio i miei complimenti già solo per l'approccio, quindi perché mi auguro, ripeto, che ce ne siano di questo tipo di colonne sonore. Io vi ringrazio perché, detto da voi, che siete persone che stimo molto, veramente mi fa piacere, mi incoraggia a proseguire su questa strada, che non è semplice, anche da spiegare alle produzioni. Quello, il vero atto la difficoltà è arrivare a fare la produzione, perché quando gli spieghi il tuo progetto a una produzione, gli parli di queste cose, ti iniziano a guardare, ma chi è questo? No, è la prima cosa di cui ti ho domandato, cioè la cosa più difficile è farle queste cose. Sì, ti danno il permesso di farle. Che si può entrare benissimo, è proprio la produzione che deve progettare il prodotto, la realizzazione di questa colonna sonora, e tu gliene parli in questi termini abbastanza estetici, no? Sì. Più che di budget, infatti, realizzare questa cosa qui. Devi avere a che fare con gente illuminata, sennò è difficile. Ma sai, ma soprattutto occorrono questo tipo di colonne sonore, perché poi alla fine diventano un punto di riferimento anche in Italia, cioè nel senso, quella cosa lì, capito? Quella colonna sonora fatta con quel tipo di modello. È un passo sperimentale, innovativo, che deve portare poi a susseguenti passi innovativi. Sì, ma io spero che anni si parlerà genericamente del suono, cioè il sound design è già una figura che sta crescendo rispetto a 10 anni fa, no? Guarda Martone, l'importanza del sound design in Martone mi sembra centrale, ancora più in l'Antimos, se guardiamo l'importanza che è il sound design, che in quel caso è anche sound editor, no? È una strana figura, è uno strano ibrido. Stanno cambiando delle cose, per quel che mi riguarda, sempre in questa ottica di cercare la tridimensionalità del suono, sempre più profondità, sempre più avvolgimento, meno separazione, meno che si dica ecco adesso c'è un pezzo di musica, ecco adesso c'è, ma che tu vivi il film quasi in maniera impercettibile. Bene, e niente, allora, io direi purtroppo devo scappare, quindi no, ma infatti chiudiamo. Io direi di ringraziare i nostri ospiti, che anche io spero, ovviamente lo dico, di averli ancora, perché dovremmo favorire quanto più possibile questo tipo di immaginario musicale e sonoro, e quindi vi ringrazio. Io torno anche volentieri quando tu vuoi, perché anche è quello che sto cercando di seminare anche con il mio aspetto di accademico, di didatta di musica per film,
e in questi corsi che sto facendo per il Conservatorio di Rovigo, dove ho creato un dipartimento di musica per il cinema e dove faccio ragionare il suono tutto tondo. In questo senso qua si formano compositori per il cinema, ma si forma una figura che è un po' più un producer, non so sì. Neanche, forse a voi spetta il compito di definirlo meglio, chi sarà questa figura del futuro. Mi sembra che il compositore inizia a essere stretto o non esaustivo, e quindi sono assolutamente d'accordo con te. Poi esistono tante figure, ci ho scritto un libro sulla questione. Esistono tante figure ormai che fanno parte della colonna sonora, della realizzazione della colonna sonora. Diciamo che in Italia si tende a fare tutto, a raggruppare tutto in un'unica figura quando si può, anche per questioni di budget, ma la realtà dei fatti è che la storia sta andando verso le figure del sound designer, del sound editor, del music supervisor, e se tutti questi lavorassero come una sorta di staff e non messi insieme dalla produzione, secondo me sarebbe decisamente più funzionale poi per tutti quanti. Peraltro dico una cosa, il Dipartimento di Rovigo comincia a essere conosciuto un po' in tutta Italia per il lavoro che fa, quindi già Grazie. Che mi trovo faccio anche complimenti. Mi fa piacere veramente, perché io credo nella scuola, io credo veramente nei giovani, li faccio sempre lavorare con me, ma non nel senso fatti un'esperienza, voglio che lavorino veramente e si prendano anche le loro responsabilità. E quindi naturalmente mi fa molto piacere. Ho tanti progetti in testa che coinvolgono anche Massimo, perché credo che anche il confronto con la critica serva molto oggi ai compositori, perché finché li critico sempre io, che sono anch'io compositore, non vale, no? O vale fino a un certo punto. Devono capire anche come viene recepita le loro scelte, la loro musica, la loro estetica. Io credo che Massimo Privitera in questo è la persona perfetta, e quello che gli chiederò proprio in futuro è che proprio delle lezioni ai miei studenti in questa direzione, proprio su come viene recepito. Guarda, ci sarò e ci sarò con Marco. E l'importanza di avere un progetto colonna sonora, più che di fare delle musiche di un film, capito? Certo. L'importante è avere in testa il progetto, quello che io chiamo fil rouge, ma che è un progetto ben chiaro, che copre tutto il film. E per cui anche approfondire questo aspetto verso i giovani, perché poi questa nuova figura che andiamo definendo in questi tentativi, io per meno, è chiaro che prenderà vita fra 10 anni con le successive generazioni, quindi è importante seminare bene perché si arrivi. Guarda, lo prendo proprio, anzi è un invito che ti farò, perché presto faremo uno speciale dedicato non solo alla musica applicata al cinema ma anche alla realtà virtuale, e lì si apre tutto un mondo, la multimedialità assolutamente, come posso dire, assai interessante, ecco, per quello che potrà portare. Io vi saluto, vi ringrazio. Grazie. E ci sentiamo di sicuro prestissimo, e grazie Marco, meglio, grazie. Ciao Massimo, grazie ai telespettatori e a presto. In bocca al lupo sempre. Arrivederci. Allora, Marco, Massimo, io bellissima puntata, devo scappare perché tra l'altro devo presentare un film. Ok, quindi allora, poi ne parleremo. Assolutamente, presenta il tuo film, noi ci vediamo perché la prossima puntata sarà dedicata proprio esattamente a quello che stai facendo lì a Massa, al Mercurio d'Argento, quindi ci saranno interviste che tu farai adesso, sono sicuro, a tutti i vari ospiti che hai lì. E no, prima di andarmene, che mi sta anche morendo la batteria del telefonino, tra l'altro, no, detto questo, volevamo ringraziare Silvia Saitta che ci ha dato questa grande mano per queste dirette di queste 2 giornate, Gianfranco Cabiddo, e un augurio al Cresa de Ma di continuare sempre perché è un grandissimo, bellissimo festival. Guarda, io non ci sono mai stato, quest'anno ho avuto l'assaggio ed è veramente fantastico, anche perché parlare di musica per cinema è proprio, vabbè, noi lo diciamo noi, ma insomma
non dire all'oste, però insomma è una cosa stupenda. Ciao Massimo, buon Mercurio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao.